Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Nella giornata internazionale delle infermiere, Regione Liguria ha celebrato le lavoratrici e i lavoratori di questa professione, pilastro del Servizio Sanitario Nazionale, festeggiando anche i 100 anni dall'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia, tra storia ed eccellenza scientifica. È rientrata a Genova Orientamenti Sailor, la nave dell'orientamento ai mestieri e alle professioni del mare. In questi 4 giorni di navigazione, 230 studenti hanno incontrato 3 enti di formazione, 19 istituti scolastici e 30 docenti e hanno scoperto le professioni del mare grazie a 27 laboratori specifici. Ammonta a 600.000 euro il nuovo bando destinato alla formazione continua dei lavoratori occupati nelle imprese con sede operativa nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa della Liguria, per un totale di 59 comuni. Le domande potranno essere presentate online sulla piattaforma regionale dal 19 maggio fino al 30 di giugno 2026. Arte Imperia ha celebrato i suoi 10 anni con un libro che ripercorre investimenti, interventi e progettualità che hanno cambiato il volto delle politiche abitative nel territorio imperiese. Nel 2025 sono stati circa 10 milioni di euro di interventi per 150 alloggi, mentre per il 2026 sono già programmati oltre 6,5 milioni di euro di investimenti. Il 14 maggio a Genova arriva il primo Open Day delle scuole di specializzazione medica, presso il chiostro Dimi di Viale Benedetto XV. Gli studenti potranno incontrare e confrontarsi direttamente con gli specializzandi e rappresentanti delle singole scuole di specializzazione attraverso point informativi e stand dedicati. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.